Possibilità di allargare il plateatico, ovvero la propria area di occupazione pubblica senza richiesta preventiva di autorizzazione, ma in automatico, presentando poi a posteriori la planimetria che definisce le modalità del proprio ampliamento, pur mantenendo ovviamente alcuni paletti per assicurare la fruizione stradale e pedonale degli spazi pubblici e il rispetto delle proprietà private, sconti o addirittura azzeramento della COSAP, l'imposta di occupazione del suolo pubblico. Sono queste le due idee su cui sta lavorando l'assessorato al commercio del comune di Padova per venire incontro a baristi e ristoratori del centro storico profondamente segnati economicamente dall'emergenza coronavirus. L'occupazione, diciamo, di suolo pubblico e quindi la possibilità per bar e ristoranti di avere uno spazio all'esterno è non solo una valvola di sfogo per le difficoltà che evidentemente sta attraversando questo settore, ma è il modo migliore per poter consumare dei pasti al di fuori di casa in sicurezza, perché ovviamente il principio che deve ispirare tutti i provvedimenti in questa fase è quello della tutela della salute. Il comune attende le linee guida che il governo sta approntando in questi giorni, sperando che l'apertura dei locali venga anticipata al 18 maggio anziché al 1 giugno, come inizialmente stabilito dal DPCM governativo. La percentuale di allargamento dei plateatici, infatti, potrà essere definita solo quando il governo presenterà ufficialmente le regole per il distanziamento sociale nei pubblici esercizi, in modo da fare un calcolo proporzionale allo spazio perso. Lo spazio in più il comune invece lo concederà gratis. Per chi invece non potrà allargarsi per questioni oggettive di spazi, l'idea è quella di offrire uno sconto sulla COSAP. Se lo spazio necessario non può essere recuperato, allora il comune sconterà quello già concesso. Queste attività potranno in automatico appunto allargare il proprio spazio per evitare di perdere i coperti, ma distribuirli in uno spazio maggiore e così i tavoli potranno essere sufficientemente distanziati l'uno dall'altro. Ovviamente in condizioni normali un'operazione di questo tipo richiederebbe tutta una serie di autorizzazioni, di procedure molto, molto lunghe anche, e però non abbiamo tutto questo tempo per aspettare i tempi della burocrazia normale. E quindi il piano che abbiamo messo in campo vuole proprio snellire tutti questi passaggi dando fiducia ai ristoratori. Inoltre, se il governo darà le necessarie coperture al bilancio del comune, l'amministrazione sarebbe pronta anche all'azzeramento dell'imposta per tutto l'anno. Naturalmente, anche per chi non ha concessioni di suolo pubblico ci saranno semplificazioni. Abbiamo palesato tutta l'urgenza assoluta che ha il nostro sistema produttivo e di attività commerciali di riaprire. Cioè prima arriva questa data meglio è in assoluto, ed anche con regole che non siano, come dire, troppo stringenti. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutela della salute e capacità di non snaturare certe attività.